davanti a Dio, lodi la sua maestà. Canti la gloria del suo nome, grande sublime santità. Dicano tutte le nazioni, non c'è nessuno uguale a te. Sono stupendi i tuoi prodigi, nell'universo tu sei re. Tu solo compi meraviglie con l'infinita tua virtù. Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù. Sì, tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà, ma esso sa di respirare nella tua immensa carità. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Bentrovati, bentrovate a tutti e buona domenica, e dobbiamo dire anche buon avvento, perché con oggi inizia l'avvento, questo tempo particolare che la Chiesa ci offre proprio per essere pronti, per essere svegli, come ci dice la parola di Dio di quest'oggi: vigilate, vegliate, per essere svegli, per accogliere il Signore Gesù. I tempi non sono facili, no, cresimanti? Voi potete dirlo, cresima sì, cresima no, quando, come si fa, non si fa, tante paure, però insomma siamo qui oggi per dire grazie al Signore e per invocare il dono dello Spirito Santo. Ecco, che lo Spirito senta su di voi e vi dia quel coraggio, gioia e forza di essere annunciatori, testimoni di Gesù nel mondo. E per vivere con intensità questa celebrazione sentiamoci bisognosi dell'amore e del perdono del Padre. Sapete che con oggi usiamo anche la nuova traduzione del Messale, che ci sono alcune piccole variazioni. Una sarà proprio nel confesso, proprio perché la Chiesa ha desiderato tener conto anche della presenza femminile. Allora talvolta ci sono anche fratelli e sorelle, come sentiamo oggi e come diciamo da oggi in poi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, o fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché Egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come il panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera dalle tue mani. Parola di Dio. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta. Seduto sui cherubini risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dio degli eserciti ritorna. Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Saremo salvi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate,
perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate. Parola del Signore. Nel giorno del battesimo avete accolto per la prima volta lo Spirito Santo e siete così entrati a far parte della Chiesa, con la promessa di essere educati nella fede. Oggi il vostro eccomi non solo esprime il desiderio di mantenere quella promessa, ma la trasforma in una vera e propria missione, essere gioiosi testimoni in questo mondo della bellezza e verità del Cristo risorto. Venite chiamati per nome e cognome uno a uno. Agio Alessandro, Bassarelli Ilaria, Canciani Irene, Damiani Francesco, De Pentori Gianluca, Dirigo Filippo, Falcomer Filippo, Trevisan Emma, Valvason Stella, Vit Giovanni, Zanon Alice. Eccellenza Reverendissima, Sedete, sì. con immensa gioia le presentiamo questi ragazzi, al fianco dei quali il Signore ha chiesto a noi catechiste di camminare nella fede verso questa importantissima tappa della loro vita. Sono persone uniche e ciascuna con dei talenti. Abbiamo iniziato a conoscerli dalla prima elementare e siamo cresciuti insieme. Adesso eccoli qui dopo 9 anni a ricevere il Santo Sacramento della Confermazione. Oggi lo Spirito Santo discenderà su di loro con 7 doni che hanno lo scopo di migliorarne nelle scelte quotidiane. Un lungo cammino che ci ha dato la possibilità di stare insieme. È un gruppo che ci rimarrà sempre nel cuore perché è ricco di simpatia, vivacità, tenerezza, allegria e di una forte carica d'amicizia che lo ha reso sempre unito, soprattutto nei momenti di difficoltà di ogni suo componente. Durante gli incontri di catechismo, questi ragazzi si sono dimostrati partecipi, con scambi di opinioni, curiosità, confronti, dubbi. Altri amici hanno percorso con loro questo cammino di crescita e per motivi diversi riceveranno la cresima in altra occasione, speriamo il più presto possibile. Sono parte di questo gruppo che farà festa con loro nel giorno in cui anch'essi riceveranno il sacramento della confermazione. Li ricordiamo con tanto affetto e sentita preghiera. Molti, sia dei ragazzi presenti, sia di quelli ora accennati, hanno aderito a iniziative parrocchiali, congrest, campi scuola, pellegrinaggi, ACR, incontro giovani. Negli ultimi 2 anni hanno sperimentato il ruolo di animatore e noi speriamo che la loro presenza attiva continui ad arricchire la nostra comunità di Villanova. Li affidiamo, Eccellenza, alla sua preghiera, ringraziandola per la presenza e disponibilità. Anche qua.
Mi metto qui così vi vedo un po', altrimenti giro le spalle, invece così giro le spalle a nessuno. Ecco, come dicevo, sono molto contento di essere qui, cari cresimandi, insieme con i vostri padrini, madrine, genitori e tutta la comunità parrocchiale, con Don Corrado, Don Luca che sta celebrando in un'altra parrocchia, i catechisti e tutte quelle persone che rendono bella e viva questa comunità cristiana. Sì, i tempi non sono facilissimi, no? Non sono semplici, penso anche per voi cresimandi, proprio perché in questo su e giù si va a scuola, non si va, si frequenta un po', non si frequenta, si sta a casa, non si sa bene cosa fare, ecco, è un po' tutto incerto. E iniziate il tempo di Avvento con la celebrazione del sacramento della Cresima. Di per sé non è normale vivere così, no? Fare una scelta così, è stata causata un po' dai tempi, dalle necessità. Però, come sempre, tutte le cose, se lette e se colte dalla prospettiva che non è solo quella nostra umana, ma da qualche altra prospettiva, possono avere sempre significati e valori differenti e belli, sempre belli. Avvento vuol dire attesa. Avvento vuol dire anche un cammino di preparazione, un qualcosa che comincia. Con oggi iniziamo un nuovo anno liturgico, non è quello civile, è quello liturgico che ha un significato ancora più forte perché tutto ruota attorno a Gesù Cristo. Gesù Cristo centro dell'universo, centro della storia. Pensate fin dalla creazione del mondo, tutto quanto stava per prepararsi e sempre più Dio si è scelto un popolo, il popolo ebreo, dove attendevano questo personaggio particolare, questa presenza di Dio in modo originale. E poi è nato Gesù, si è incarnato, ha preso forma come noi. E noi continuiamo proprio questa storia e l'Avvento ci dice che cominciamo ogni anno questo cammino di attesa di chi? Di attesa di chi? Noi pensiamo nella nostra idea che Avvento sia il tempo che ci prepara alle feste di Natale, ma non è questo il suo primo significato. Ha anche questo significato, ma il primo significato è un significato di gioia. Siamo contenti, siamo gioiosi. Infatti il tempo di Avvento inizia un cammino gioioso, di felicità, di gioia. Perché? Perché Gesù Cristo non solo è vivo e presente oggi nella storia, ma pensate, Gesù Cristo è colui che è capace, l'unico, capace di dare un senso alla storia, un significato alla storia. Perché? Perché ha sconfitto anche il nemico più grande, che è la morte. Infatti noi siamo qui oggi, cominciamo un altro pezzo di storia della salvezza, la cominciamo però sappiamo già cosa succede, sappiamo già qual è la fine, è Gesù che viene sulle nubi del cielo, Gesù glorioso che completa, chiude un po' il cerchio e prima o dopo poi ci sarà, si sa quella no, perché il mondo è cominciato e prima o dopo finirà, non si sa quando. Ma non siamo preoccupati di quando, non è questo che ci interessa quando, è sapere che alla fine della storia, e quindi noi possiamo dire alla fine della nostra vita, non finisce niente. Cambia una forma di presenza, ma noi saremo sempre con il Signore Gesù. Vivremo sempre questa presenza di vita eterna che dura per sempre. Ecco perché il clima di Avvento è un clima di gioia,
ma un clima che ci apre alla speranza. E mai come oggi, cari cresimanti, è necessaria la speranza. È necessario che anche voi comprendiate che pure in una situazione difficile, che pure in un mondo complicato, la fine è certa ed è la venuta gloriosa di Gesù. Ecco perché allora noi siamo invitati anche a prepararci, a preparare il nostro cammino. E la nascita di Gesù, difatti fra 25 giorni ci sarà Natale, e la nascita di Gesù ci ricorda che cosa? Ci ricorda che la storia è nelle sue mani. Allora noi, facendo memoria della nascita di Gesù, ci prepariamo anche a vivere un cammino che ha una bella finale. È una finale bella, positiva, come tante storie. Ma questa non è una storia, questa è la verità. Questa è la nostra vita, che ha in Gesù il centro, il segno, il vertice di tutto il nostro cammino. E lo so, per arrivare lì c'è bisogno anche di qualche scelta, di qualche piccola scelta. Ecco il dono dello Spirito Santo. Cosa fa lo Spirito Santo? No? Penso che con i catechisti vi siate preparati, no? E tra i 7 doni che sono qui scritti ce n'è uno che secondo me è il più significativo per voi cresimanti, è proprio quello della fortezza, della forza, perché lo Spirito Santo vi dà il coraggio di fare delle scelte. Stavo leggendo in questi tempi alcune considerazioni sul tempo di Avvento e mi è piaciuta un'immagine di uno che diceva: l'Avvento è come il tempo della potatura. E oltretutto comincia adesso, no? Se non è cominciata, comincia adesso, no? La potatura. Di per sé, un contadino, anche se i tempi adesso sono cambiati, partono squadre che in 3 giorni fanno tutto, no? Ma se un contadino va là nel campo e dice: ma perché? Perché devo togliere i tralci che sono stati quelli che nella stagione precedente mi hanno dato così tanta uva? Perché toglierli? Non è un rischio? Non è un rischio? Sì che è un rischio. Sì che è un rischio. Però guai se non si togliessero i tralci, guai se non si potassero i tralci. Ecco, così è un po' il tempo di Avvento. Vi fa rischiare un po', cari cresimanti, vi fa rischiare. Ma chi è che non rischia nella vita? Se non abbiamo il coraggio di rischiare, il coraggio di fare certe scelte, il coraggio anche di andare controcorrente talvolta, perché lo sapete, non siete più bambini. Sapete che percorrere certe strade, fare certe scelte non vi porta alla gioia, alla felicità, non vi porta. O sono felicità e gioie passeggere che durano un po' di tempo, un attimo, e poi svaniscono. Eppure si casca tutti quanti, no? Anche noi adulti, non solo voi adolescenti, tutti quanti capitano. Perché? Perché c'è la paura di fare delle scelte, la paura di rischiare. E invece il tempo di Avvento ci dice: no, rischiamo, rischiate perché è un rischio calcolato. Si sa già come andrà a finire, si sa già. Se noi percorriamo la strada che ha percorso Gesù, sappiamo già che la nostra vita, che la vostra vita sarà bella, felice, perché anche nei momenti di difficoltà la certezza e la sicurezza che Gesù non vi lascia soli, che Gesù cammina con voi, è sufficiente per darci coraggio, per tenerci su. Ecco perché sono contento quando ho sentito dalla catechista che alcuni, e già tanti anche, fate delle scelte, avete già cominciato a fare piccole scelte, di servizio, di impegno verso gli altri, di uscire da se stessi, di volere il bene degli altri. È ovvio, scelte che devono essere alimentate dall'incontro con Gesù, dalla preghiera, dai sacramenti. Perché se cominciate a vivere così, comincerete anche a intuire il progetto che Dio ha su di voi, che cosa il Signore vuole per ciascuno di voi. E guardate che è un progetto bellissimo, qualsiasi esso sia.
perché il progetto di Dio è sempre un progetto che ci spinge ad amare, a uscire da noi stessi, a volere il bene degli altri. E allora, carissimi tutti, preghiamo, e siamo qui proprio per pregare insieme per questi cresimandi. Ecco, preghiamo perché lo Spirito senta in loro, dia loro il coraggio di essere, di vivere la gioia dell'incontro con Gesù e di prepararsi per essere poi annunciatori e testimoni di questa gioia nel mondo. Ed ora ci alziamo in piedi e continuiamo questa celebrazione adesso con la celebrazione della Cresima, proprio ritornando al punto di partenza, a dove tutto è cominciato, il nostro battesimo con le promesse battesimali. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi per mezzo del sacramento della confermazione è in modo speciale a voi conferito, come già gli Apostoli nel giorno della Pentecoste. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede. Questa è la fede di tutta la Chiesa e noi siamo contenti di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Ed ora tutti noi vogliamo fare una preghiera semplice, che facciamo nascere spontanea, nascere dal nostro cuore, di invocazione allo Spirito Santo. Preghiamo perché lo Spirito Santo oggi senta su di noi qui presenti, in questo cenacolo, come è successo nel giorno della Pentecoste, senta sulle vostre famiglie, sulla vostra comunità parrocchiale, ma in modo speciale senta su questi 11 cresimandi. Entri nel loro cuore, trasformi la loro vita e la renda simile alla vita di Gesù. Preghiamo tutti per un attimo in silenzio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli e figlie dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore. Per Cristo nostro Signore. Ora è il solenne momento dell'unzione col Sacro Crisma, che costituisce il segno visibile della venuta dello Spirito Santo, dono di Cristo e del Padre ai credenti. È il sigillo che conferma l'appartenenza a Dio, è la consacrazione ad una missione, è la conclusione dell'alleanza. I ragazzi, accompagnati dai loro padrini o madrine, ricevono dal Vescovo l'unzione con un segno di croce sulla fronte, poi il saluto di pace che li accoglie come adulti nella comunità.
Adesso tutta l'assemblea canteremo il Veni Creator Spiritus. Lo troviamo nei foglietti sui banchi. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plebe supernava gratia, que tu creasti pectora. Qui diceris Pavaraclitu, Domum Dei ab altissimi, convivus ignis caritas, et spiritualis uncius. Tu sanctiformivis numere, dextre Dei tu digitur, turite provomivis sum Patris, sermone editavas cultura. Accende lume sensibus, infunde amore cordibus, infirma nostri corpori, virtute firmavas perpeti. Ostem repellavas longius, pacemque done protinus, ductores vitae previo, vivitemus omne noxium. Per te sciamubus da Patrem, nos camus atque filium, te utriusque spiritum, credamus omnivis tempore. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo Dio Padre Onnipotente, uniti nella fede, animati dalla speranza e mossi dalla carità che lo Spirito Santo genera nei nostri cuori, preghiamo tutti insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore, benedici Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i nostri sacerdoti Don Corrado e Don Luca, le nostre catechiste che hanno condiviso momenti importanti del nostro cammino di fede e tutti i pastori della Chiesa. Aiuta anche noi, riconoscendoci membri attivi, a mettere i nostri doni a disposizione della nostra comunità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, illumina le menti e i cuori dei responsabili delle nazioni, affinché operino per la pace fra i popoli del mondo. La forza dello Spirito Santo che oggi abbiamo ricevuto sostenga il nostro impegno
ad essere autentici costruttori di pace, con la gioia di stare insieme e con la nostra vivacità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Signore, per noi cresimati, perché lo Spirito che oggi abbiamo ricevuto ci renda forti e coraggiosi testimoni di Gesù nel nostro mondo, scuola, amici, famiglia, luoghi di sport e di svago. La nostra comunità sappia creare occasioni di crescita per sentirci parte viva della Chiesa e rimanere uniti a Te, nostra vera gioia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Noi genitori ti ringraziamo per il dono di questi figli che ci hai affidato. Oggi li accompagniamo ancora una volta all'incontro con te. Aiutaci ad amarli con sincera libertà ed ad aiutarli nel realizzare il progetto di vita che hai pensato per loro. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi madrine e padrini, perché fedeli all'impegno assunto e consapevoli delle responsabilità che ne derivano, possiamo accompagnare questi ragazzi con la preghiera, il consiglio e l'esempio. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e donaci lo Spirito Santo affinché ci renda obbedienti al Vangelo, trasformandoci in dimora degna di Te e del Tuo Figlio. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Per esprimere la nostra gioia e il nostro grazie per il grande dono ricevuto, presentiamo all'altare pane, il pane che nella consacrazione diventerà il tuo corpo, Signore, ci ricorda il tuo sacrificio sulla croce per la nostra salvezza. Te lo offriamo per non dimenticare il grande dono che ci hai fatto. Vino. Nella consacrazione che vivremo tra poco, questo vino diventerà il tuo sangue, Signore. Lo portiamo all'altare ricordandoci che, come grappoli d'uva attaccati alla vite, solo rimanendo uniti a te possiamo portare molto frutto. Bussola. Questa bussola è il simbolo dei 7 doni dello Spirito Santo. Ci aiuteranno a camminare con sicurezza seguendo Cristo, tuo Figlio e nostro Maestro. Sale, Signore, vogliamo essere sale della terra e luce del mondo, capaci di dare sapore alla vita ed essere riflesso di Cristo, luce del mondo. Possiamo accomodarci e pregare con il canto o la musica. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera
e donaci lo Spirito Santo affinché ci renda obbedienti al Vangelo. Accogli, o Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e concedi che il nostro sacrificio spirituale, compiuto nel tempo, sia per noi pegno della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Diciamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, sorgente di ogni bene. Sei tu che nel battesimo rigeneri i credenti e li rendi partecipi del mistero pasquale del tuo Figlio. Tu li confermi con il sigillo dello Spirito mediante l'imposizione delle mani e l'unzione del Crisma. Così, rinnovati a immagine di Cristo, unto di Spirito Santo ed inviato per il lieto annuncio della salvezza, li fai tuoi commensali al banchetto eucaristico e testimoni della fede nella Chiesa e nel mondo. E noi, riuniti in festosa assemblea per celebrare i prodigi di una rinnovata Pentecoste, insieme agli angeli e santi cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della tua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, Santa Margherita Regina, nostra patrona, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Emerito Ovidio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti i tuoi figli che hai rigenerato nel battesimo e oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo. Custodisci in loro il dono del tuo amore. Fa che diventino un cuor solo, un'anima sola, con tutta la tua Chiesa, e che la grazia di questo giorno si estenda a tutta la loro vita. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, Sergio Drigo, i defunti delle nostre famiglie e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà, insieme vogliamo pregare il Padre Nostro, secondo quella versione nuova, che se vedete sul testo, ecco due piccole differenze che però ci aiutano a essere in sintonia con tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria in sé. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello
peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il Vescovo darà la comunione prima di tutto ai cresimati, poi alle altre persone. Don Corrado si metterà nella seconda parte della Chiesa per dare una mano anche lui per la distribuzione della Santa Eucaristia. Accompagniamo con il canto il tuo popolo in cammino. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e veglia in noi l'ardore di seguirti. Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre
Oh Signore. Spirito Santo, noi ti preghiamo, tu che ci hai condotto in questo viaggio e ci hai mostrato la bellezza dei doni che distribuisci abbondantemente sulla terra, ascolta questa nostra invocazione. Rendici capaci di vedere oltre la superficialità delle cose e delle situazioni. Aiutaci a vivere in fraternità e amicizia con tutte le persone del mondo. Rendici vicini e attenti alle necessità di chi soffre. Aiutaci a portare consolazione, gioia, pace e amore ai ragazzi della nostra età, soprattutto a chi si sente annoiato e solo, a chi sta vivendo delle difficoltà in famiglia, a chi non sa pregare e vivere la bellezza della comunità. Insegnaci a portare a tutti il Vangelo di Gesù con la testimonianza della vita e con le nostre semplici parole. Rimani sempre con noi. Amen. Carissimi ragazzi, 15 anni fa avete ricevuto il battesimo. Siete arrivati alla Cresima con determinazione. Questo sentimento vi accompagni per tutta la vita. Conservate nel cuore il dono prezioso che oggi avete scelto di ricevere. Credeteci sempre, con profonda convinzione. Affrontate il percorso della vita con forza, coraggio, responsabilità, senza perdere la vostra innocenza. Confermati adulti nella fede, vivete questo dono con le opere buone dell'amore. Vivete con dignità la vostra fede, guidati dallo Spirito, come persone gioiose, consapevoli dei vostri talenti. Lasciatelo agire nella vostra vita perché vi guidi e dia forza anche nei momenti difficili. I suoi doni saranno strumenti validi per la costruzione del vostro futuro. Lo Spirito Santo, che è sceso su di voi oggi, sia come il vento che spinga nella giusta direzione e vi accompagni sempre nel cammino della vostra vita, come hanno fatto Don Corrado, Sandra e Giuliana fino ad ora. Il nostro augurio si estende anche alla comunità di Villanova, perché assieme a questi ragazzi sappia affrontare le sfide che questo nuovo tempo ci sta presentando. Con affetto, i vostri genitori. Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Invochiamo allora su voi, cari cresimati, sulle vostre famiglie, su tutta la comunità,
la benedizione del Signore, di iniziare bene per tutti questo cammino di avvento, ma per voi cresimati in modo particolare questa ulteriore tappa nel cammino della vita. No? La cresima non è la fine, è una tappa però importante. Adesso voi in prima persona comincerete a fare delle scelte, già avete cominciato a farle, fatele con coraggio, sapete che non siete soli, i padrini, le madrine, i vostri genitori, la comunità, la parrocchia, gli animatori sono con voi, ci sono ulteriori possibilità, adesso non ci sarà più il catechismo fatto come catechismo, però ci saranno, spero, altri momenti di incontro, di formazione, di consolidamento della vostra fede per poi essere testimoni, per poi fare qualche piccola scelta di dono verso gli altri. Ve lo auguro di cuore e insieme anche con gli altri che ho sentito che c'è ancora qualche altro che per un motivo o per un altro la farà in un'altra occasione, ecco, sentitevi sempre uniti, comunità, anche se adesso facciamo fatica a trovarci, però che ci sia questo spirito che ci tiene uniti, perché se si è uniti veramente avrete anche più forza e più gioia nell'annunciarlo e nel testimoniare la gioia dell'incontro con Gesù. E a tutta la comunità auguro anche di vivere bene il tempo di avvento, di poter celebrare con un po' più di serenità le festività natalizie, ecco, perché Cristo che nasce in noi ci dia ancora la gioia di annunciarlo e di testimoniarlo agli altri. E su tutti invochiamo la benedizione. Il Signore sia con voi. E come il tuo spirito. Dio Padre Onnipotente, che dall'acqua e dallo Spirito Santo vi ha fatto rinascere come suoi figli, vi custodisca nel suo amore. Amen. Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, che ha promesso alla sua Chiesa la presenza dello Spirito Santo, vi confermi nella professione della fede. Amen. Lo Spirito Santo che è disceso come fuoco di carità nei discepoli e così anche su di voi oggi, vi dia la gioia e vi conduca nel suo regno. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te tutta la Chiesa, celebra il Padre con la sua voce e nello Spirito canta di gioia. Solo in te pace e unità. Amen, alleluia.